in questi giorni è aumentato il tremore vulcanico nell'area statunitense del parco di Yellowstone, uno dei più grandi del mondo. Diciamo che questo vulcano è un supervulcano, quindi non è un vulcano normale, è una gigantesca caldera che fa paura davvero, ragazzi. La preoccupazione degli scienziati sono dovute all'aumento dell'attività sismica che diciamo inferiore ai 3,5 di magnitudo nella scala di potenza dei terremoti. Quindi diciamo che questo aumento indica che la massa magmatica sta iniziando a muoversi e quindi potrebbe essere imminente una nuova eruzione. Quindi diciamo che un'eruzione del vulcano di Yellowstone potrebbe essere preoccupante in quanto avrebbe effetti globali. Trattandosi appunto di un supervulcano, la quantità di materiale espulso sarebbe davvero enorme. In effetti tanti anni fa, quasi 6 milioni di anni fa, immise in atmosfera circa 1500 km cubici di materiale che oscurò il Sole per anni, quindi pensate un po', riflettendo la radiazione solare verso lo spazio e provocando un rapido raffreddamento globale. Quindi dal punto di vista, diciamo, locale, gli Stati Uniti rischierebbero proprio un effetto diretto della sua eruzione. In effetti, durante la stagione invernale le temperature scenderebbero molto pesantemente, si avrebbe tipo una piccola era glaciale. In effetti poi non è solo lui che sta, diciamo, in pericolo di eruzione, già attualmente sono 21 gli vulcani che stanno immettendo, diciamo, cenere, diciamo, nell'atmosfera. In caso anche questo esplodesse, ragazzi, mi sa che andremo incontro a una piccola era glaciale, quindi se questo esplode, allora ragazzi rischiamo davvero che il sole non riesca più a penetrare nell'atmosfera e quindi automaticamente faremo un inverno davvero da paura. Quindi speriamo bene che sia solo uno dei tanti tremori che c'ha e non che sia prossima, diciamo, una sua eruzione, anche perché questo impatterà a livello globale, non è un problema solo degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo in effetti, quindi è come diciamo il nostro Campi Flegrei. Se esplode qui in Italia non è che solo qua in Italia paghiamo le conseguenze, ma in tutto il mondo. E così è pure lo Yellowstone in caso di eruzione, ragazzi. È vero che gli Stati Uniti sarebbero quelli più colpiti, ma anche noi indirettamente verremmo colpiti da questa, diciamo, eruzione del vulcano. Quindi avremo sicuramente effetti sul clima a livello mondiale. Quindi speriamo bene che questo stia fermo, come pure i cambi flegrei. E quindi ragazzi, purtroppo sempre brutte notizie, ma sono queste quelle che purtroppo ci sono. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima notizia.